per non bloccare il percorso, però è chiaro che insomma c'è grande entusiasmo, Che partita è stata? Partita super intensa, sicuramente il secondo gol è arrivato con un po' di fortuna, però l'aggressività, l'intensità della squadra anche in questi momenti più difficili, più complicati, e comunque Una squadra che vince anche con le difficoltà. È una dimostrazione comunque di maturità, di crederci sempre, quindi ragazzi è un anno buono e godiamocelo tutto veramente. In Champions cosa ti aspetti adesso con questa condizione anche forse più psicologica che fisica? Psicologica sicuramente la sconfitta pesante inciderà, ma forse sarà un bene che ne abbiamo presi 4 in campionato, non lo so. Vediamo, perché comunque qui entra in campo tanto, entra in campo l'orgoglio di una squadra, di ragazzi che comunque stanno dando tantissimo, quindi magari ci possono stupire. Resta una partita super complicata, secondo me non c'è un favorito principale, magari dopo questi 4 gol è il Milan, però magari stupiamo tutta Italia e anche tutta Europa. Speriamo, grazie mille, buon rientro. E quindi abbiamo ascoltato il primo tifoso che appunto si dice entusiasta perché nonostante tutto, nonostante una prestazione non proprio entusiasmante, ragazzi, che partita è stata? Grande Napoli! Ma in Champions dove arriva questo Napoli? La sconfitta col Milan cosa cambia, se cambia qualcosa? No, non cambia niente, è una partita di campionato, il campionato adesso ci siamo ripresi, adesso pensiamo a martedì. Ok, siete pronti per la festa? Mancano 4 partite adesso. Mancano 4, siamo pronti per la Champions adesso. Siamo pronti per la Champions, andiamo passaggio dopo passaggio. Mercoledì e dopodiché pensiamo al Verona e al resto. Ragazzi, a un certo punto durante la partita sull'1-1 cosa avete pensato? Ho pensato che il Napoli poteva vincere lo stesso, A prescindere. a prescindere. Pure perché questo è un campo dove tutte le big hanno faticato, il Napoli fatica in un periodo, però vince comunque, è tanta roba, c'è importante. Ha sofferto tantissimo il Napoli, però comunque siamo riusciti a prendere i 3 punti. Sono queste le partite che fanno vincere lo scudetto. Contro le squadre piccole di un gol anche un po' fortunato. Forza Napoli sempre. Forza Napoli 0-2 Milan-Napoli. Arrivederci. Ragazzi, oggi era fondamentale. Adesso ne mancano 4. Spalletti ha detto servono 15 punti. Piano piano. Col ragazzi. Verona scaliamo a 3. Piano piano ragazzi, piano piano. Mo già siamo proiettati a Milano, Okay. A Milano. A Milano che sensazioni ha dopo la sconfitta? La sconfitta può aiutare per assurdo rispetto a... Speriamo, perché abbiamo visto un poco scarichi oggi. Fisicamente c'è qualcuno un poco fuori. Questo sì. Speriamo che rientra Osimhen, perché Osimhen, il Napoli con Osimhen è un'altra squadra, ragazzi, perché quando soffriamo palla lunga per Osimhen e la squadra sale. Mo' hai visto, è appena entrato Politano, il secondo tempo diciamo abbiamo fatto un poco come con Osimhen in campo, la palla tutta su Politano e la teneva, faceva salire la squadra. Prego. Speriamo bene, ragazzi. Un bacio a tutti e forza Napoli. Speriamo bene. Un commento, ma che partita è stata? Una chiacchierata tra amici, vieni, non ti preoccupare. Vieni. Allora, che partita è stata questa? L'importante era vincere. A prescindere da come vincevi, quanto vincevi e bisognava... A casa. Senti, la Champions adesso ti preoccupa, considerando che, come diceva anche il tifoso qui, immagino amico tuo, un pochino fisicamente qualcuno si vede che... Non è facile, siamo un po' sulle gambe dopo tante partite, però speriamo bene, ce la dobbiamo fare, ragazzi. Però la sensazione è che la Champions sia un'extra categoria che vada a prescindere dal campionato, quindi magari, come dire, anche al di là di questa sconfitta si può... Da una carica maggiore la Champions, quindi dobbiamo dare il 110% contro il Milan e sono convinto che faremo una bella figura. Come dire, considerando questo Milan e questa vittoria, come dicevo al suo amico, questo successo può essere un vantaggio per assurdo per il Napoli? Mentalmente sicuramente è un vantaggio, uscire qui sconfitti vuol dire andare a Milano con un'altra mentalità, invece così ci dà un po' più di consapevolezza. No, dico la sconfitta a Napoli con il Milan, magari... A Napoli non abbiamo giocato, abbiamo fatto divertire. Non è proprio entrato in campo il Napoli. Abbiamo dato la prima, come si suol dire, ha detto la prima è vostra, poi le altre due saranno nostre.
Penso che tutta Napoli firmerebbe per questo Uno in pacchetto. campionato, un pareggio a Milano e una vittoria al Certo, è San stata molto dolorosa, caspita, molto dolorosa, però chiunque firmerebbe per poi passare in Champions con qualsiasi risultato. Allora, quello che è dispiaciuto assai, proprio assai, ma tanto, è stato il risultato, il 4-0, perché tu puoi perdere 1-0, 2-1, però non 4-0, capite? È stato proprio Un pochino mortificante. uno schiaffo mortificante per tutti noi, però stasera, se a me che mi sembra come quando perdemmo con l'Inter, poi andammo a Genova con la Sampdoria e la squadra, se ricordi, iniziò, era sempre un poco più ingranare, scarica, e poi prendemmo la Juve e vincemmo 5-1. Quindi può darsi pure che Spalletti, appena sono tornati dalle nazionali, ha fatto un poco di richiamo di preparazione, visto che mo ad aprile dobbiamo giocare tante partite una appresso all'altra, capito? Perché se no non si spiega, pure vedi Kvaratskhelia stasera, non era il solito Kvaratskhelia che saltava l'uomo, li vedi pure Anguissà un poco. Dombele è piaciuto molto quando è entrato in campo. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene, grazie dobbiamo mille, rientrare. grazie mille. Buonasera, che partita è Siamo stata? visti prima della partita, vittoria, abbiamo vinto ma non convinto. Speriamo che sia da motivazione. Un commento per noi? Prego. Fate bravi che vi vedo belli carichi. Domanda, fatemi una domanda. Ah no, pensavo volessi dire, pensavo fossi pronto. Milan-Napoli, cosa succede in Champions? Milan-Napoli è una partita molto impegnativa, tosta, però sono sicuro che vinceremo 3-0. Mancano 4 vittorie a questo punto per lo scudetto. Tu che data hai preso le ferie per festeggiare, per essere Noi siamo libero? in ferie già da un mese. Da un mese, quindi beato, che lavoro fate? Beato voi. disoccupati. Speriamo bene. Ragazzi, Napoli in finale di Champions. Allora, se il Napoli va in finale di Champions, c'è un mio amico qua in macchina che si fa anche il trapianto in Turchia, quindi speriamo di sì. Perfetto, dai, tutti felici. La capolista se ne va. Buon rientro ragazzi, grazie. Allora torniamo a noi. Vinto, ma non abbiamo convinto. Speriamo che sia di motivazione per la partita di Champions. Quindi incrociamo le dita perché giocando così col Milan non andiamo da nessuna parte. Quindi speriamo che sia da motivazione, dai. Forza Speriamo, Napoli, grazie mille. Quindi insomma la situazione è la seguente: i tifosi sono soddisfatti del fatto che chiaramente il Napoli ha vinto e che arriva una vittoria preziosa per il conto alla rovescia. Si passa a 4 partite, che insomma magari vittoria. Nel frattempo mostriamo anche la bagarre che ci sta qui proprio per il rientro a Napoli e per i tanti tifosi che sono pronti a far ritorno. E, insomma il parcheggio è stracolmo, sì, vediamo come appunto mi suggerisce Vittorio Bernardo, ci sono anche dei tifosi che nel frattempo, proprio perché nel frattempo i cancelli sono chiusi, giusto Vittorio, mi confermi? Tu che sei più giovane, la tua vista è infinitamente migliore della mia, i cancelli